Tutti benvenuti, benvenuti. Bene? Grazie. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sant'Antonio vi protegga e vi custodisca. Saluti, buona festa, buona festa. Accolti da Padre Oliviero, i primi pellegrini sono entrati in Basilica alle 5:30. A piedi o in bicicletta sono arrivati da più parti della provincia e non solo. 2 chilometri di bicicletta. da 12 anni che veniamo. Da 12 anni in bicicletta da Campagna Lupia. Siamo quasi anche a Dalle 5:45 da Piazza Matteo alle 4:45. 4 alle 4. E svegli alle 3. Insomma, signora, ci ha messo 2 ore o un'ora? Perché è importante Da qua. un'ora alle 3:45 siamo partite. Don, li hai portati tu? Sono venuti insieme, siamo venuti insieme. Sì, Da sì. Maserà. Da Maserà, esatto. Come si sono comportati? Molto bene, assolutamente. A piedi? Abbiamo camminato e abbiamo pregato e abbiamo condiviso la bellezza dello stare insieme. È arrivato a piedi? Sì, Siamo in diretta. sì. Da Cittadella, 37 chilometri. Anche i politici come Giuseppe Panna si mischiano tra i fedeli venuti a ringraziare il santo nel giorno della sua festa. Lui era un grande, c'è poco da fare, quindi è veramente il santo per eccellenza. Cos'è Antonio per lei? Per me, guardi, il santo più nominato in tutto il mondo, ma per me personalmente credo sia una persona che ce l'ho sempre nel cuore e quando in qualsiasi situazione mi rivolgo a lui so che ho una persona da cui posso fidarmi sempre. In coda per tutto il giorno con il gesto simbolo di devozione, il tocco della tomba con un fazzoletto, una foto, semplicemente poggiando la mano. È così che il pellegrino prega Antonio e affida a lui le persone care e le speranze. Intorno alle 9 di sera si sono contati oltre 6.300 passaggi alla tomba del santo, un pellegrinaggio di fede che quest'anno ancor di più è simbolo di rinascita. È una bella giornata, un bel regalo. Non era programmato, però è stato un bel regalo che Messaggio, che cos'è per lei Sant'Antonio? Sant'Antonio ci ricorda che se guardiamo il cielo viviamo meglio. È importante venire ad adorare il nostro patrono, Sant'Antonio. Che messaggio dà a sua figlia di questa giornata? È una giornata speciale perché ci avvicina tutti quanti dopo questo lockdown che ci ha tenuti chiusi per un bel po' ad essere ancora aperti, liberi e venire qui a pregare il nostro santo.